Amici, quella di oggi è la mia prima uscita in bici per l'anno 2021. Ho già fatto svariati chilometri al chiuso sul mio rullo in questi primi giorni del nuovo anno ed oggi, visto che il tempo lo permette, anche se le temperature sono sotto lo zero e che non siamo in zona rossa, ne ho approfittato per fare un bel allenamento all'esterno. Venite con me e vi mostrerò velocissimamente il presepe di Moggio Udinese e soprattutto quello di Amaro, quello che nel mio video sui presepi di strada non ero riuscito a farvi vedere. Per capirne di più andate a dare un'occhiata anche a quel video, vi lascio il link in descrizione, ma prima gustatevi questo giro. Sto entrando a Moggio. Ad accogliere chi entra nel paese c'è un bel presepe. Purtroppo non posso mostrarvelo meglio di così. A parte che era troppo lontano nel prato ricoperto di neve per poterlo inquadrare nel dettaglio, mi trovavo nel mezzo di una ripetuta e così non mi sono fermato. Ed eccoci ad Amaro. Finalmente ecco il presepe che non vi ho potuto mostrare nel precedente video. È in gran parte ricoperto di neve. Ve lo mostro con immagini un po' mosse perché la strada era letteralmente una lastra di ghiaccio e con le tacchette delle scarpe scivolavo ad ogni passo. Bene, grazie per avermi seguito anche in questo video. Se il giro ti è piaciuto, iscriviti al canale e lascia un mi piace. In descrizione ti lascio il link del video dedicato ai presepi di strada, quelli che ho incrociato lungo i miei allenamenti natalizi per le strade della Carnia. Un saluto innevato da Lucoral.